La nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il conduttore radiofonico, il giornalista, ma soprattutto lo zanzaresco Giuseppe Cruciani, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Giuseppe? Eccoci, buongiorno. Buongiorno, bentornato su Radio Libertà. Allora, noi oggi vogliamo fare con te una chiacchierata sul tuo nuovo libro che è appena uscito, che si intitola Ipocriti col punto esclamativo. E quel punto esclamativo, come dicono quelli bravi, no? Credo che sia elemento di narrazione non secondario. Sottotitolo: dal linguaggio inclusivo all'occupazione RAI, dall'ossessione fascista al delirio femminista, dal perbenismo sinistroide al falso bigottismo, quanto è lunga la lista del doppio pesismo e della doppia morale. Stando come dire, poi allo sviluppo del libro, è abbastanza lunga questa lista. Io volevo chiederti però in esordio questo, magari tu non sei d'accordo, ma io trovo che ci sia una dose, diciamo, fisiologica di ipocrisia nelle relazioni umane, no? Cioè è difficile che ci siano relazioni totalmente improntate alla coerenza cristallina reciproca. Tu invece secondo me indaghi una patologia dei nostri tempi. Come la definiresti questa patologia? È sicuramente vero il fatto che c'è una dose di ipocrisia in ognuno di noi, no? Ovviamente questa ipocrisia poi va un po' pesata, cioè l'ipocrisia qualche volta è semplicemente quieto vivere, è semplicemente un modo di relazionarsi che necessariamente ha una dose di ipocrisia, però un'ipocrisia buona, un'ipocrisia quasi necessaria, no? Cioè non è che tu in qualsiasi circostanza puoi dire tutto quello che pensi e dunque fai un po' buon viso a cattivo gioco, ma quello fa parte delle relazioni umane, delle relazioni a livello istituzionale, delle relazioni tra le persone. Poi c'è invece l'ipocrisia, quella palese, rampante, che è patologica, che invece secondo me va evidenziata. Poi, combattuta non lo so, perché non mi interessa la questione del combatterla, cioè penso che sia quasi inevitabile che ci sia una dose di ipocrisia, però in alcuni casi è talmente lampante, è talmente evidente che significa fondamentalmente predicare bene e razzolare male. Sì, chiaro, e lì diciamo questa contraddizione è fastidiosa, ecco, questo è un po' il punto. Sì, assolutamente. Io credo che oggi pur non essendo esente la destra, diciamo, da una dose di ipocrisia su alcuni temi, sicuramente l'ipocrisia alberga, diciamo, e domina soprattutto a sinistra. Sì, e tra l'altro uno dei cardini dell'ipocrisia che indaghi tu dimostra, no? questa declinazione sinistra, diciamo, che è il famoso tema dell'antifascismo, a cui tu dedichi una parte consistente del libro. Te lo farei illustrare solo ricordando un'immagine, secondo me molto efficace, che tu usi, cioè il paradosso per cui l'antifascismo è ormai diventato esso un manganello contro l'avversario politico, cioè un manufatto fascista fondamentalmente. Sì, assolutamente, guarda, io ne sono stato testimone da un certo punto di vista, perché sarà pure una piccola cosa, ma è la testimonianza, diciamo, di quanto la bandiera dell'antifascismo venga sventolata, in realtà non perché si creda, diciamo, nell'antifascismo, che in realtà è quello che viviamo ogni giorno praticando la democrazia, praticando la libertà di opinione, di espressione. Insomma, l'antifascismo, se vogliamo chiamarlo così, è ormai patrimonio comune dell'Italia, non c'è manco bisogno di evocarlo. E però alcuni comuni di centrosinistra vogliono che tu dichiari il tuo antifascismo in uno scritto quando affitti una sala comunale. È capitato a me a Lodi, è capitato in altre occasioni in cui sono andato per esempio a presentare il libro del generale Vannacci in giro per l'Italia, e ti chiedono appunto una specie di patentino dell'antifascismo, sostanzialmente una dichiarazione di intenti, che io non avrei difficoltà a firmare se non fosse per il fatto che c'è una questione di principio. Io per affittare uno spazio pubblico non ho bisogno di dichiararmi nulla, devo essere a posto forse con le tasse, insomma, quello che prevede il regolamento comunale probabilmente devo essere in grado di pagare, cosa che non tutti fanno, diciamo, quelli che occupano uno spazio pubblico. Insomma, a Lodi per esempio l'amministrazione comunale di centrosinistra ha perso dei soldi perché un'associazione voleva presentare il mio libro in una sala comunale, chiedevano questo patentino antifascista che nessuno di noi ha avuto l'intenzione di firmare, e dunque siamo andati in un'altra sala. Ma questo è un piccolo episodio, ma ce ne sono tantissimi che citano nel libro, in cui l'antifascismo ormai è diventato, come dicevi tu, un manganello per colpire gli altri e per screditare gli altri, no? Cioè fai qualsiasi cosa
fai qualsiasi cosa che non sia, diciamo, quella che il mainstream di sinistra vuole, e sei automaticamente catalogato come fascista, come razzista, eccetera. Cioè, tra l'altro questa forse è anzitutto un'offesa alle vittime del fascismo storico, non so cosa ne pensi tu. Ah sì, assolutamente. Ma assolutamente, cioè nel senso, richiamare continuamente il fascismo. Guarda, lo stesso fatto che è una piccola cosa che ogni tanto riemerge, che è per esempio il fatto di togliere la cittadinanza. Io dedico un piccolo paragrafo a questa storia qua, no? Togliere la cittadinanza onoraria ai comuni che l'hanno data per l'eccaculismo a Mussolini negli anni 30, 20 o 30. Questa roba qui può sembrare una cosa scontata, dice vabbè, ma perché non dobbiamo togliere la cittadinanza onoraria? In realtà viene utilizzata, chissà perché, 70-80 anni dopo, come test per chi è democratico e per chi non è democratico. Dunque, se tu ti opponi, allora non sei fieramente antifascista. E invece è un test di affidabilità, cioè la realtà dimostra è che queste robe qui non servono a nulla, sono semplicemente delle bandiere agitate da chi non ha niente da dire. E poi perché dovremmo togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini? È in realtà la dimostrazione di quanto fossero servili questi comuni, di quanto fosse servile, diciamo, l'intera patria nei confronti di un dittatore. Dunque lasciamo la cittadinanza onoraria, che non fa male a nessuno, chi se ne frega, e dovrebbe essere invece il testamento di quel periodo storico. Invece la si vuole usare per agitare la bandiera dell'antifascismo. Il quale però, tu ci dici nel libro, diventa anche più prosaicamente spesso un modo di sbarcare il lunario, diciamo in modo più sopra la soglia di povertà, diciamo, soprattutto nel mondo dello star system. Ci sono i casi clamorosi che tu racconti dell'attore Marelli, di Scurati, e ce li vuoi spiegare? Quello di Marelli anche perché contempla, come dire, Marinelli, sì, scusami, stamattina, pardon, Marinelli, quello di Marinelli contempla anche l'ipocrisia nella forma della, come dire, sofferenza posticcia, ecco, ma illustraci questo tipo di antifascismo, ecco. Allora, questo qua è un antifascismo che un po' a uso di giornali, di marketing, un antifascismo a uso di consumo di una serie televisiva che deve uscire. Io non metto in dubbio, diciamo, la sincerità di Marinelli in quello che dice, lo trovo semplicemente senza senso, lo trovo raccontare il proprio struggimento, la propria sofferenza nell'interpretare un ruolo di cattivo, cosa che non è mai successa a nessuno, diciamo la verità. Gli attori se uno è un attore fino in fondo, interpreta spessissimo il ruolo di cattivo, di assassino, di serial killer, eccetera, eccetera. Lui si proclama antifascista, dice che ha coinvolto la nonna e la famiglia in questa decisione, eccetera, e poi ovviamente giustamente incassa il cachet da attore, eccetera. Ecco, questo chiagnere e fottere, diciamo, nello stesso tempo, cioè se a te ti sta sul cazzo Mussolini e pensi che sia giustamente pensi che sia disdicevole impersonificare e interpretare Mussolini finanche nella finzione, nel teatro, nel cinema, nella serie, eccetera, eccetera, non hai che da dire no grazie quando ti offrono una parte del genere. Invece c'è tutto un canovaccio di struggimento e di proclamazione dell'antifascismo, di paragoni con i tempi attuali, e stiamo vivendo più o meno gli stessi pericoli, non vorrei che tornassero questi pericoli qua, che francamente trovo patetico. Per fortuna c'è ancora la possibilità di dire che queste cose qui sono patetiche, senza spero incorrere nella sanzione o nell'essere bollato come fascista o come difensore di chissà chi. Io dico semplicemente che questo tipo di antifascismo lo trovo ridicolo. Certo, Scurati invece è stato più evoluto. Certo. Scurati è un'altra storia, naturalmente. Scurati, da cui prende origine peraltro la serie interpretata da Marinelli, è un'altra storia. Scurati è un bravissimo scrittore, è una persona che, se la Meloni fosse intelligente nel campo della comunicazione, la Meloni è una persona intelligente assolutamente, però se avesse ancora, diciamo, se avesse un passo in più, secondo me, sulla questione della comunicazione nella RAI, dovrebbe dare un programma in prima serata a Scurati, in modo che i consensi della Meloni possano passare dal 30% al 70%. Tu dici Scurati, nel suo stesso interesse dovrebbe darglielo, certo.
assolutamente, solo nel suo stesso interesse, cioè dovrebbe dare, io sai come la penso su questa cosa qua, poi magari l'affronteremo questo tema dell'occupazione della RAI, che è una parte del mio libro, se ci hai fatto caso. Scurati, ripeto, è un'altra vicenda. Scurati è un bravo scrittore, insegnante, credo, non so giudicarlo da questo punto di vista, una persona che sicuramente ha fatto la sua fortuna, diciamo, anche economica, ma giustamente con la pubblicazione di questa lunghissima, diciamo, biografia, chiamiamola così, del Duce, tradotta in tante lingue, eccetera, eccetera. E nessuno nega, diciamo, la bravura e la professionalità di Scurati. Quello che stona, secondo me, è il fatto di continuamente di fare un paragone con i momenti, con quello che accade adesso, per cui i paragoni con il governo Meloni, che evidentemente non c'entra nulla con quel periodo, eccetera, eccetera. L'allarme antifascismo che ancora resta vivo. Una biografia è una biografia, cioè, peraltro sono tutte persone che dalla figura del Duce continuano a ottenere grandi vantaggi, cioè, lo Scurati che conosciamo non sarebbe tale senza il Duce. Questa è la mia provocazione. È un po' il datore di lavoro di molte persone, no? Cioè, sì. Il datore di lavoro politico, giornalistico, teatrale, letterario, è un datore di lavoro importante. Cioè, senza la figura del Duce, che loro chiaramente odiano e mettono in negativo, come è normale che sia, anche le loro fortune economiche non ci sarebbero. Questo è un dato da considerare, il Duce come datore di lavoro. Questo è diciamo che alimentano il loro fatturato più che, diciamo, una resistenza, sì, immaginaria, ecco, questo no, ma poi in realtà lo alimentano anche perché non basta alimentare il fatturato con la ricostruzione storica dicendo che il Duce è cattivo, perché non lo alimenterebbero se non tenessero viva la fiammella dell'antifascismo oggi. Cioè, insieme alla ricostruzione della vita del Duce, delle cose, le cattiverie, le follie, il sesso del Duce, quello che è successo negli anni 20, negli anni 30, i rapporti col nazismo, eccetera, eccetera, messo in bellissima scrittura e con una serie strepitosa. Oltre questo c'è anche il fatto, però non è finita qui, non è finita nel 45, perché oggi in tante cose, diciamo, del mondo attuale possiamo vedere, soprattutto in Italia, un risorgere del fascismo. Dunque dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere in guardia, dobbiamo stare in guardia, dobbiamo tenere viva la fiammella dell'antifascismo, perché questo rigurgito del fascismo e dell'autoritarismo è qui di fronte a noi. Eccolo qua, con questo governo che vuole limitare le libertà, eccetera, eccetera. E lo dicono quasi sempre in prima serata, in seconda, in terza, in quarta, in quinta, in sesta, in settima, in ottava, in nona, in prima pagina sui giornali, nelle radio, eccetera. E dunque dove sta questo autoritarismo? Cioè, dove sta questa repressione? Cioè, dove sta questo manganello del governo? Lo posso dire sempre, continuamente, in ogni occasione, eppure gridano all'autoritarismo. È questo che mi sta sui coglioni. Chiaro, sono dei controsensi viventi. Noi ci fermiamo solo 30 secondi, ma torniamo subito con Giuseppe Cruciani e il suo Ipocriti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati con Giuseppe Cruciani, col quale stavamo parlando del suo Ipocriti, una sorta di lista appunto di questi controsensi viventi che animano l'ipocrisia contemporanea. Vorrei passare a una figura che a tuo giudizio, diciamo, coagula proprio l'ipocrisia di tutti costoro, che è il poliziotto o il carabiniero, l'uomo in divisa, diciamo, no? Sì. Visto che nel libro tu citi il caso Rami, è notizia di queste ore proprio, sì, che il carabiniere che guidava l'automobile rischierebbe il processo perché secondo il PM in ogni caso guidava a una distanza estremamente ravvicinata, violando le regole di comune prudenza e diligenza comunque imposte. Che cultura c'è dietro queste storture, diciamo? Guarda Giovanni, io ho trovato questa notizia, l'ho subito inquadrata nell'ambito delle... sembra quasi che, perché poi non conosciamo bene, non sono nel cervello, diciamo,
dei PM che stanno conducendo l'inchiesta, né voglio pensare lontanamente che abbiano dei pregiudizi nei confronti delle forze dell'ordine, per carità, ma l'impressione da lontano è che abbiano voglia di fare pari e patta, cioè abbiano voglia di fare, sì, quello guidava la moto e lo scooter, ha fatto 8 km di gincana in giro per Milano, mettendo in pericolo qualsiasi cosa, persone, cose, oggetti, la loro stessa vita. Infatti poi uno è morto e dietro c'erano gli inseguitori. E gli inseguitori erano troppo vicini o forse hanno toccato lo scooter. Io trovo tutto questo incredibile. Cioè io trovo incredibile che il carabiniere alla guida di una Gazzella, leggo qua, per evitare quella moto l'auto avrebbe dovuto stare a 13 metri, invece era 1,5 m. Cioè questi vogliono dare istruzioni ai carabinieri su come fare un inseguimento. Cioè tu capisci che io pensavo che questa vicenda fosse archiviata da qualche perizia che ho letto, poi evidentemente non era così, qualche perizia che era stata riportata dai giornali, ma tu capisci che in un mondo e in una società dove i carabinieri vengono portati in giudizio perché la Gazzella si trova a 1,5 m da due signori di cui non si sa nulla, perché in quel momento quelli là potevano essere balordi di periferia, pericolosi criminali, gente per bene, ma questo mi sembra di poterlo escludere, perché uno che fugge per 8 km con dietro i carabinieri non credo che sia una persona per bene, o comunque sicuramente una persona pericolosa. Eppure i carabinieri a quanto devono stare? A 13 metri, a 10 metri, a 15 metri? Cioè, è una follia, tu capisci che... E questo qua, diciamo, rafforza la tesi del mio libro, cioè nel senso che qui siamo in presenza del fatto che dell'ipocrisia sulle forze dell'ordine, cioè tutti quanti a parole sono a favore delle forze dell'ordine, a favore della sicurezza, a favore del fatto che le città siano più protette, in pratica tutto quello che viene fatto, viene detto e spesso molte decisioni che vengono prese vanno in direzione contraria, cioè nel togliere autorità alle forze dell'ordine anche nei casi più eclatanti. Certo, sì, è veramente clamoroso. Il contraltare, se diciamo, di questo approccio folle all'uomo in divisa sono certi eroi inverosimili che poi sgorgano dalla cronaca. Tu citi per esempio il caso del Magliano che alla stazione di Verona, completamente fuori di sé con un coltello, aggrediva e minacciava chiunque, ucciso da un poliziotto che per autodifesa e difesa, diciamo, degli astanti gli ha sparato, e per il pensiero progressista è quasi diventato un eroe il Magliano, diciamo, ci racconti tu. Ecco. Beh, assolutamente, cioè, io ricordo benissimo, infatti lo cito nel libro apposta, perché è una vicenda, diciamo, che poi per fortuna si è conclusa, diciamo, con, credo, adesso non ricordo bene, comunque sicuramente non so se si sia conclusa in realtà, perché si è conclusa l'altra vicenda con l'assoluzione, con lo scagionamento, quella del carabiniere, del maresciallo che ha sparato la notte di Capodanno a Rimini o comunque nel Riminese contro quel signore armato di coltello. Recentemente sono uscite anche delle immagini anche abbastanza scioccanti di quell'episodio, no? del carabiniere che spara prima le gambe, quello si avventa addosso, lui a quel punto è costretto a sparargli addosso, anche lui è stato 6 mesi prima di essere scagionato, perché hanno dovuto dimostrare con le perizie che i colpi erano stati sparati prima le gambe, poi addosso, altra follia. Diciamo che negli Stati Uniti lo promuovevano probabilmente, via. E gli Stati Uniti non facevano caso, sei sparato prima le gambe, hai sparato prima. Uno può giudicare bene o male questa cosa qua, ma in Italia uno può anche pensare che noi siamo più, diciamo, da questo punto di vista siamo più garantisti e siamo più attenti al fatto, diciamo, che non vengono uccise delle persone. Però tu capisci che quando questa cosa qua viene portata all'esasperazione e al controsenso, allora tu preferisci la regola americana in cui se un poliziotto affronta una persona armata di coltello che gli si avventa addosso, quelli se ne fottono se tu spari prima le gambe o spari addosso. Quello spara, se vuole sparare le gambe, spara le gambe, se spara addosso la cosa finisce lì e si chiude lì. E dovrebbe essere così dappertutto, dovrebbe essere così anche in Italia, secondo me. Certo. A Verona è successo più o meno la stessa cosa, che ovviamente quel poliziotto è stato messo sotto indagine e nei giorni successivi ci sono state manifestazioni anche con la partecipazione di importanti personaggi dell'amministrazione di centrosinistra di Verona, manifestazioni a favore dell'immigrato maliano e dell'esagerazione della polizia assassina. Ecco, quello è... Sì, ovviamente frasi pronunciate non direttamente
credo ci fosse un assessore del comune di Verona che usò delle parole molto dure nei confronti, non mi ricordo quale, forse lo cito, nei confronti dei poliziotti, protagonisti di quella vicenda, o comunque si attribuiva indirettamente la responsabilità. Non si uccide una persona non è che perché ha un coltello in mano, non è perché è disturbato mentalmente merita la morte, come se la morte fosse una responsabilità diretta, diciamo, della polizia. L'atteggiamento è sempre lo stesso, è stato così su Caciarani ed è così su altre vicende, ed è per questo che la polizia spesso, i poliziotti si trovano tra virgolette sguarniti, perché poi non c'è dietro un sostegno forte da parte né dello Stato né dell'opinione pubblica, né di una parte dell'opinione pubblica. No, su quello forse siamo ancora a quella famosa poesia di Pierpaolo Pasolini, ma insomma, al di là di questo, poi tu noti un paradosso che è amaramente divertente, che gli unici casi in cui invece, diciamo, le forze dell'ordine vengono attaccate per il motivo opposto, perché le si accusa di essere state un po' mollaccione, eccetera, sono quando movimenti di estrema, come dire, di estrema destra magari assaltano la sede della CGIL. Allora lì i poliziotti sono stati criticati dall'altra ottica, diciamo, no? Anche questo è un caso di doppiopesismo palese. Assolutamente, cioè nel caso in cui ovviamente c'è l'assalto, tra virgolette, alla sede della CGIL, che chiaramente c'è stato, e lì perché la polizia non ha fatto niente, perché non ha manganellato, perché non ha disperso la folla in maniera pesante, perché non ha prevenuto, cioè se fosse quel corteo di Novax più, diciamo, estremisti di destra, che poi non c'erano solo estremisti di destra, diciamo, c'erano anche movimenti Novax, diciamo, apolitici, sì, certo. Ma chi se ne frega di chi era, ripeto, se quel corteo lì fosse stato disperso con violenza anche prima di arrivare alla CGIL, gli stessi che attaccano le forze dell'ordine quando per esempio disperdono gli studenti o presunti tali a Pisa perché non devono passare in una strada perché ci sono dei luoghi protetti, gli stessi avrebbero applaudito, e sono gli stessi che ovviamente dicevano vergogna alle forze dell'ordine perché hanno manganellato gli studenti a Pisa, studenti inermi, giovani studenti, manganellate, sangue, ospedale, eccetera. Gli stessi avrebbero detto bravi, bravissimi a disperdere invece i Novax che si stavano dirigendo verso la CGIL. Sì, un'ipocrisia in effetti totale. Passerei a un altro totem di questa ipocrisia che tu sezioni, che è la famosa ormai, come dire, arma contundente verso qualunque possessore di pene, mi viene da dire, e cioè la famosa questione del sessismo, no? Sì. Ora, detto che c'è tutto un capitolo che invito a leggere molto argomentato, a me ha colpito un'immagine che se vuoi anche di dettaglio che tu riporti nel libro, che io non conoscevo, che però secondo me contiene tutto, cioè apprendo dal tuo libro che sessismo è persino sedersi in un autobus e allargare le gambe, lo hanno chiamato manspreading, ossia l'appropriazione da parte degli uomini dello spazio fisico su un mezzo pubblico. Beh, siamo alle comiche finali, mi viene da dire. Sì, siamo all'ammazza caffè, non so che cosa. Diciamo, sì, è stato coniato un termine da parte di movimenti femministi piuttosto estremisti, ma in realtà non troppo estremisti, nel senso che poi chiedendo anche a qualche donna del femminismo, diciamo, del femminismo di oggi in Italia, questa cosa qui dice sì, però sì, forse non pensare che sia un'esagerazione. Effettivamente gli uomini tendono, quando si siedono in un posto, diciamo, su un autobus, sul mezzo pubblico, ad allargare le gambe, ad occupare più spazio. Ma io resto stupito di fronte a questa cosa, al fatto che sia stato coniato un termine per questa stronzata immane. Diciamo. Sì, che non si può che definire tale. E invece, scusa, ci vuoi spiegare come mai, diciamo, la tua letto, come giustamente dici tu, il cesso dell'Università La Sapienza di Roma è diventato un luogo chiave del dibattito contemporaneo? Sì, ma a un certo punto sul Corriere della Sera esce una giornalista che evidentemente è molto femminista, esce un articolo in cui si dice che sostanzialmente che non si limita alla cronaca, ma dà anche dei giudizi, come è normale che sia, per carità di Dio, in cui si sostiene che i disegni del maschio e della femmina sui bagni dell'Università della Sapienza di Roma sono in realtà discriminanti nei confronti della donna, perché l'uomo viene presentato, diciamo, in una tenuta diciamo da lavoro, no? Con la giacca,
che poi in realtà la vede solo lei, questa, diciamo, questo l'ha visto solo lei questo dettaglio, mentre la donna la donna è un po' popputa, sembra sì, con un vestito, diciamo, da sera, diciamo, con un vestito diciamo provocante. Ecco, questa cosa qui, secondo questa giornalista del Corriere della Sera, è una cosa sessista, perché l'uomo appunto è in quel caso raffigurato come una persona seria, mentre la donna come meno seria, che poi perché uno dovrebbe essere meno serio a indossare un vestito elegante lo sa solo lei, però ed è per questo che ho detto anche i cessi in questo caso possono diventare sessisti secondo la giornalista del Corriere della Sera. Ma ripeto, cioè lui pronto a mettersi al lavoro alla scrivania, scrive la giornalista del Corriere, e lei pronta per la passerella in una sfilata di moda. Ci fosse qualcosa di male a fare la passerella in una sfilata di moda, uno dice vabbè, l'hai raffigurata come una criminale, ma non capisco che male ci sia, diciamo, nel dipingere una donna per simboleggiare l'entrata in un cesso, ma anche per rendere più chiaro che quello è un bagno da donna. Spesso ogni tanto siamo confusi, no? Si sono inventati oggi poi il terzo soprattutto, bagno, esatto, no? Si sono fantastico. inventati il terzo bagno per chi non si sente né maschio né femmina, che è un'altra follia, diciamo, del politicamente corretto. A questo proposito, tu ci lanci anche un allarme, però, diciamo, serio, nel senso che dici, occhio, che il woke non è finito, non è vero che è, diciamo, in ritirata o in rotta definitiva, sta solo aspettando che passi la buriana Trump, cioè ci stai dicendo, non è vero che, diciamo, la battaglia culturale è vinta, no? Questo Sì. questo No, ma aggeggio io è sono vivo. abbastanza convinto di questa cosa qua, perché molti hanno detto vabbè, ma tu hai scritto che parli di politicamente corretto ormai da anni, ma adesso è arrivato Trump e c'è una ritirata del politicamente corretto. Io ho sempre detto attenzione, innanzitutto Trump dura 4 anni, e poi Trump ha un approccio su queste cose qui molto, che in parte condivido su alcune cose, in altre no, molto all'americana, cioè è vendicativo, no? Sì, Cioè ha certo. un approccio vendicativo, cioè quello che succede nelle università americane, per carità, alcune cose se le meritano tutte le università americane, però per cui può provocare una reazione contraria, e comunque questa ondata trampiana contro il politicamente corretto, per esempio i programmi di inclusione che lui ha cancellato, secondo me giustamente, perché erano discriminatori nei confronti di alcune persone, di alcune categorie, bianchi, eterosessuali, eccetera, privilegiando neri, minoranze etniche e minoranze, diciamo, sessuali, chiamiamole così. Queste cose qui in Europa non ci sono state. È vero che c'è stata un po' una diminuzione di aziende che ammantano di arcobaleno i loro simboli durante il Gay Pride o comunque nei mesi del Gay Pride. C'è tutta la fanfara delle aziende pro LGBT, si è leggermente dopo Trump si è leggermente assopita, però in realtà è appunto qualcosa che resta lì in sonno. Trump durerà quello che deve durare, e dopo chissà. E poi c'è ancora la Gran Bretagna. Non ci scordiamo che è diventato il nuovo epicentro. In Gran Bretagna se dici una parola fuori posto ti vanno a cercare a casa. Cioè, se dici una parola fuori posto, offensiva, secondo il mainstream offensiva, e qui non devi, cioè, non è solamente essere offensivi sul serio, cioè non è solamente, cioè, qui in Italia siamo al punto in cui se uno offende la figlia della Meloni augurandosi la morte della figlia della Meloni, alla fine non succede nulla, e la Meloni addirittura quasi sembra perdonare il protagonista. Secondo me giustamente sono stati uno di quelli che ha promosso il perdono di questo signore. In Inghilterra sarebbero andati a casa a prenderlo e a portarlo in gattabuia, e che lo trovo chiaramente una follia, un'esagerazione. Per cui Wok assolutamente non è finito. Le università italiane continuano a produrre inutili papielli, inutili studi e inutili guide sul linguaggio inclusivo, e sul cambiamento del linguaggio, soprattutto sul fatto che bisogna utilizzare l'asterisco, sul fatto che bisogna utilizzare alcune parole che non vanno utilizzate perché non sono identificative per l'uomo, per la donna e per l'altro sesso. Per cui non siamo in presenza di una retromarcia, ma siamo in presenza di un momento in cui Wok è lì pronto a riprendere il controllo. Certo. Senti, in chiusura, visto che l'hai nominata, volevo chiederti perché la ormai onnipresente retorica su Tele Meloni secondo te rappresenta un caso per eccellenza di ipocrisia? Guarda,
il motivo è molto semplice. La RAI viene occupata militarmente più o meno dalle forze in quel momento politiche che in quel momento sono dominanti in Parlamento. Questo è successo sempre, tranne rari casi in cui c'erano governi tecnici o situazioni un po', magmatiche nella politica, in cui c'erano magari più tecnici alla RAI, ma erano comunque sempre espressione di un'area politica. Io cito uno studio di un sito che tra l'altro non è nemmeno di destra, ma è anche più, progressista, in cui sostanzialmente si fa un elenco, per esempio, dei consiglieri di amministrazione della RAI negli ultimi 20 anni, credo, e la maggioranza è del Partito Democratico. Esiste Telemeloni? No, ma perché non nell'accezione in cui la interpretano quelli di sinistra, cioè sicuramente il centrodestra ha occupato la RAI in lungo e in largo, a livello apicale e a livello intermedio, ma quella è un'operazione che hanno fatto, a me non piace questa operazione, ma la reputo alle regole attuali quasi inevitabile. Cioè, se la RAI è pubblica e soprattutto se la governance della RAI è affidata ai partiti, i partiti che fanno? I partiti, dove è possibile, mettono i loro uomini. E questo è successo per tutti, per cui gridare a Telemeloni è patetico, è ridicolo, perché prima c'è stata anche Tele Draghi, Tele Renzi, Tele 5 Stelle, Tele questo e Tele quest'altro. Certo, sì, è proprio un'ipocrisia smaccata, diciamo. Ma ripeto, che il PD che grida all'occupazione della RAI con le manifestazioni fa ridere. Sì, effettivamente è come se Bukowski avesse ammonito qualcuno perché beveva troppo, una roba del genere. Ecco, bravo. Senti, approfitto per ricordare il tuo Ipocriti, Cairo Editore, in libreria da pochi giorni, ne consiglio l'acquisto e ti ringrazio molto per essere stato con noi. Buona giornata. Ciao, a presto, ciao. Ciao Giuseppe. Avete ascoltato Parlando Liberamente.